Paziente ucciso di botte, 2 infermieri della psichiatria dell'ospedale di Venezia indagati per omicidio preterintenzionale, ma l'inchiesta potrebbe allargarsi. Il fratello Bruno era entrato in un posto che avrebbe dovuto essere sicuro e ce l'hanno ammazzato. La strage di Santo Stefano di Cadore, mentre i familiari delle 3 vittime si appellano alle istituzioni per chiedere pene più severe, emergono nuovi dettagli sull'auto che guidava Angelica Utter. Ore di angoscia a Cavarzere per la scomparsa di un bambino di 9 anni, poi ritrovato nelle acque del canale dei Cuori dove era scivolato. È stato salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Alloggi sfitti e abusivismo, questa mattina sopralluogo del presidente di Ateri insieme al prefetto di Venezia nel quartiere Piave di Mestre. Gli alloggi saranno messi in sicurezza, si temono occupazioni. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio, un uomo che si era accasciato a terra in un negozio vicino alla stazione ferroviaria di Mestre aveva ingerito numerosi ovuli di cocaina ed eroina. Protesta dei lavoratori del distretto della Scarpa. Secondo i sindacati il comparto è in piena salute, ma il rinnovo del premio di partecipazione dei dipendenti è fermo da 3 anni. La rissa tra i tavolini di Piazza San Marco è stata provocata dalla maleducazione dei turisti. Le conclusioni dell'assessore al commercio di Venezia Costalonga: nel caffè c'è personale professionale. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio di questa sera, al quale vi chiediamo di rispondere come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Bene, il quesito è il seguente: migranti, 5.000 euro per evitare la detenzione, è giusto? Questa la domanda, che fa riferimento ovviamente al decreto migranti che è in corso di valutazione da parte del governo e domani andrà all'esame del Consiglio dei Ministri. Ed ora la cronaca con una vicenda agghiacciante che arriva da Venezia. Paziente ucciso di botte. 2 infermieri della psichiatria dell'ospedale civile sono indagati per omicidio preterintenzionale, ma l'inchiesta potrebbe anche allargarsi. Parla il fratello della vittima. Bruno era entrato in un posto sicuro e l'hanno ammazzato, dice. Sentiamo. Purtroppo vostro fratello ha zigomo, naso, edema cerebrale steso, inoperabile, e questo è la causa. Ecco, ci è caduto il mondo addosso, perché noi almeno ci potevamo fare una ragione: muore perché ha fatto un infarto, capito? Cioè, è morto, ha fatto un infarto, ma no perché va in un porto sicuro e viene massacrato. Lui è stato massacrato, perché per morire per traumi alla testa bisogna colpirlo più volte e in maniera violenta. C'è rabbia, ma soprattutto dolore nelle parole del fratello di Bruno Modenese. Il 45enne di Pellestrina, ricoverato lo scorso 16 settembre nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia, dove si era recato di sua spontanea volontà, è morto 3 giorni dopo. 2 infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo l'ipotesi della procura, infatti, Bruno sarebbe stato colpito al volto, poi morto in seguito a un'emorragia cerebrale, forse nel tentativo di contenerne una crisi, ma ogni dubbio lo accerterà l'esame autoptico il 5 ottobre. Sarà ovviamente necessario per capire le cause del decesso e per capire le responsabilità, anche eventuali responsabilità di altri soggetti. Il quesito che è stato conferito è un quesito molto ampio per capire tutte le dinamiche dei fatti. I 2 infermieri dunque potrebbero non essere gli unici coinvolti. È ancora più allucinante che dei diciamo addetti ai lavori, professionisti, uccidano un ragazzo in psichiatria, un ragazzo fragile, sanissimo, sano come un pesce, che è arrivato con le proprie gambe all'ospedale e quando era arrivato nel porto sicuro invece purtroppo l'hanno ucciso.
Gli organi di Bruno sono stati donati. La famiglia, assistita dai legali Renato Alberini e Augusto Palese, ora si mette nelle mani della giustizia mentre affronta il dolore di questa perdita. Intanto domani sera la comunità di Pellestrina ha organizzato una fiaccolata di solidarietà. E di merito a questa vicenda l'ULSS 3 Serenissima evidenzia come ogni suo operatore sanitario è formato e preparato alla gestione di pazienti fragili che con le loro azioni possono risultare in particolari circostanze un pericolo per se stessi e per gli altri, ed è in grado quindi di aderire a tutte le linee guida attraverso i protocolli di tutela e sicurezza del paziente mirati a disinnescare l'escalation di criticità sia verbale che fisica. Ogni professionista dell'azienda sanitaria è tenuto a rispettare questi protocolli. Per questi motivi l'ULSS 3 si rimette con fiducia alle valutazioni della magistratura, a cui consegnerà anche gli esiti delle verifiche effettuate dalla commissione interna da subito istituita. Nel caso le indagini degli organi giudiziari arrivino ad evidenziare azioni non coerenti con i protocolli di gestione del paziente complesso, l'azienda sanitaria adotterà ogni provvedimento in suo potere fino a costituirsi parte civile nel caso di un processo. Ed ora la strage di Santo Stefano di Cadore, mentre i familiari delle 3 vittime si appellano alle istituzioni per chiedere pene più severe, emergono nuovi dettagli sull'auto guidata da Angelica Utter. L'Audi guidata da Angelica Utter era in buone condizioni, nessun guasto dunque al motore né all'impianto frenante. L'ha stabilito la perizia commissionata dalla Procura di Belluno, smentendo definitivamente quanto dichiarato dalla 31enne tedesca che nelle scorse settimane dal carcere veneziano della Giudecca aveva invocato il guasto meccanico. È ormai chiaro che la causa principale della tragedia sia legata alla velocità tenuta dalla Utter, che andava quasi al doppio del limite vigente in quel tratto di strada di 50 km/h. Intanto i familiari delle 3 vittime che hanno perso la vita a Santo Stefano di Cadore, Marco Antoniello, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Maria Grazia Zuin, ringraziano la procura ma si appellano alla giustizia perché le pene siano più adeguate. Non è tollerabile, dicono Elena e Rocco, che la nostra giustizia interpreti gli omicidi stradali come reati da punire così poco, scrivono, lasciando i congiunti delle vittime con quel senso di ingiustizia che nessun risarcimento assicurativo potrà mai compensare. I veri condannati, aggiungono, sono i familiari delle vittime, che ogni giorno vivono con un vuoto incolmabile, e non chi alla fine prende il più delle volte una pena sospesa con condizionale, concludono. Ora attenderanno il deposito della perizia per poterla valutare attentamente e procedere con i loro accertamenti. Fortunatamente è finita bene, ma sono state ore di angoscia oggi pomeriggio a Cavarzere per la scomparsa di un bambino di 9 anni. Alle 13 la segnalazione della sparizione del piccolo da parte dei familiari, immediatamente sono scattate le ricerche alle quali hanno partecipato i vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero. Intorno alle 16 il bambino è stato localizzato nelle acque del canale dei Cuori, dove verosimilmente era scivolato. L'acqua gli arrivava al petto ed il bimbo era riuscito a tenere sempre la testa fuori. I sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno recuperato e trasportato a riva. Il bambino era infreddolito dalla permanenza in acqua, ma stava bene ed ha potuto riabbracciare la mamma. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cavarzere e di Carabinieri. Alloggi, sfitti ed abusivismo questa mattina sopralluogo del presidente di Ater assieme al prefetto di Venezia nella zona di via Piave. Gli alloggi saranno messi in sicurezza. Sono circa 80 gli alloggi sfitti da risanare nel quartiere Piave a Mestre, ora chiusi con sbarre lungo le recinzioni, sistemi d'allarme anti-intrusione, porte e finestre murate perché non diventino ricovero di sbandati, tossicodipendenti o luogo di spaccio. Proprio questa mattina tra via Duca d'Aosta e via Cavalieri di Vittorio Veneto il sopralluogo di prefetto e presidente Ater, accompagnati da vari rappresentanti delle forze dell'ordine. Auspico che quanto prima tutto ciò che è necessario mettere in cantiere sia messo e soprattutto che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che il dispositivo di sicurezza che con tanta forza prefetture e forze di polizia hanno messo in campo su Mestre passa anche attraverso il superamento delle zone di degrado. I risultati che stiamo avendo sia in termini di espulsioni, sia in termini di DASPO, sia in termini di
attività volta alla corretta gestione anche delle attività commerciali, io credo che sia un segnale che ci rincuora e ci fa dire che siamo sulla buona strada. La messa in sicurezza degli alloggi infatti è divenuta urgente dopo le decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Ater confida di recuperarli se però si troveranno i fondi necessari. Servono circa 4 milioni di euro, sono alloggi che non fanno parte del patrimonio ERP e quindi non entrano nelle graduatorie dei comuni per quanto riguarda le assegnazioni e quindi è un po' più difficile trovare i fondi. Stiamo valutando la vendita di alcune abitazioni per recuperare un po' di finanza per poter agire sulle altre. Questi progetti insomma li stiamo portando avanti, penso che nei prossimi 6 mesi avremo un'idea chiara di quello che riusciremo a fare. Nel frattempo cerchiamo di mettere in sicurezza insomma questa zona. Si è accasciato a terra all'interno di un esercizio commerciale nei pressi della stazione di Mestre ed è stato soccorso dagli agenti della polizia ferroviaria. In un secondo momento si è scoperto che aveva ingerito numerosi ovuli di cocaina ed eroina. Ricevute le cure del caso, è stato dunque denunciato per detenzione a fini di spaccio. L'intervento rientra nel potenziamento dei servizi della Polfer a contrasto della microcriminalità negli scali ferroviari del Veneto. Protesta dei lavoratori del distretto della Scarpa della Riviera del Brenta. Secondo i sindacati il comparto è in piena salute, ma il rinnovo del premio di partecipazione dei dipendenti è fermo da 3 anni. Assemblea generale con manifestazione dei lavoratori del distretto delle calzature della Riviera del Brenta in via dell'Industria a Fossò. È il prosieguo di un percorso di mobilitazione e protesta per il mancato rinnovo del premio di partecipazione al palo dal 2019. Scelte aziendali che secondo i sindacati stanno penalizzando seriamente i lavoratori in un periodo di forte inflazione. Il tempo di temporeggiare è scaduto, noi avevamo costruito con Confindustria e con le parti imprenditoriali una piattaforma ormai 3 anni fa. Chiediamo quindi a Confindustria di riprendere un tavolo di confronto perché obiettivo comune dovrebbe essere quello di governare insieme i processi di cambiamento di questo distretto. Il distretto calzaturiero del Brenta comprende 1 migliaio di aziende con circa 10.200 dipendenti in cui si concentra il 20% della produzione nazionale di scarpe, con un fatturato che quest'anno si stima attorno ad 1 miliardo e 300 milioni di euro. Le aziende si rifiutano di sederci a quel tavolo, continuando a dire che il distretto non sta facendo utili, quando i dati che ci arrivano sono completamente diversi. L'export rispetto al 2019 è cresciuto del 17,2. Qualsiasi azienda del calzaturiero industriale guadagna tra il 15 e il 20% di fatturato. Già a luglio la protesta dei lavoratori era sfociata nel blocco della flessibilità e degli straordinari. Non è solo una questione meramente economica, perché ci sono anche tutto il resto. Potrebbero fare degli accordi per il part-time per le neomamme, che ad oggi non c'è. La ripresa del dialogo tra le parti e il premio di partecipazione sono definite parti fondamentali nei rapporti di un distretto industriale. È importante che questa crescita torni nelle tasche dei lavoratori recuperando la contrattazione di secondo livello, ma è ancora più importante recuperare un'unità del distretto per traguardarlo verso le sfide del domani. È evidente che questo per noi è un punto di partenza. Sono anni che chiediamo a Confindustria di aprire a questo confronto e non escludiamo nulla perché, come lei vede anche quest'oggi, la pazienza è al termine. Fermiamola per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. Torniamo a parlare della rissa scoppiata tra i tavolini di un bar in piazza San Marco. Secondo l'assessore al commercio di Venezia Costalonga sarebbe scoppiata a causa della maleducazione ed aggressività dei turisti. Ho cercato di capire che quel video che sembra appunto che i camerieri siano loro gli aggressori, sicuramente poteva essere la situazione degenerata
o iniziata sicuramente prima del video. È stata provocata da un turismo di cui Venezia farebbe volentieri a meno, la rissa tra i tavolini del Gran Caffè Chioggia di Piazza San Marco e la conclusione cui è giunto l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che si è attivato subito per capire cosa fosse accaduto, cosciente soprattutto del fatto, afferma, che il personale dei caffè di Piazza San Marco è altamente specializzato e professionale e difficilmente potrebbe avere reazioni del genere. Questi turisti sono entrati nel locale senza consumare, hanno praticamente cercato di raggiungere i bagni passando davanti a una coda, hanno cominciato a spintonare i camerieri e quindi la cosa è degenerata. Una rissa in Piazza San Marco non si vede facilmente e, se viene ripresa, è destinata a fare il giro del mondo. Ma quel video, destinato anche a rimanere tra un certo tipo di immagini iconiche del 2023 veneziano, tanto quanto ad esempio il tuffo da 4 piani di un inglese in Rio di Ca' Foscari, rappresenta anche una testimonianza importante per stabilire cosa sia successo, considerando però che ci fa vedere solo l'ultima fase di un diverbio iniziato dentro al locale. Nella prima fase del video si vede benissimo che questo turista ha in mano una sedia, prende in mano una sedia per scagliarla contro i camerieri e prontamente un cameriere riesce a toglierla dalle mani di quest'ultimo e difendere un po' gli altri colleghi. Ed è qui che Costalonga arriva, anzi torna, ad una considerazione che oramai a Venezia raccoglie ampi consensi. Il turista maleducato ormai viaggia in tutte le città del mondo e a Venezia spesso e volentieri abbiamo visto situazioni veramente incredibili e questa è una di quelle. Dopo le proteste di maggio, contende e presidi davanti alle università, domani mattina l'UDU, l'Unione degli Studenti Universitari, manifesterà sul Ponte di Rialto per chiedere misure concrete contro l'emergenza abitativa ed il caro studi. Secondo gli studenti la Regione ignora denunce e richieste mentre gli affitti costano sempre di più, i libri rappresentano una spesa pesante per le famiglie, i costi del trasporto pubblico sono aumentati, mancano investimenti e tutele sul diritto allo studio. È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi per questa edizione di Venezia dei telegiornali, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si conferma stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà decisamente buono. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 27 settembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso sui rilievi. Temperature stazionarie e gradevoli, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, qualche nube bassa sulle vallate alpine, altrove cielo sereno. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità perché anche qui il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di foschie mattutine. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.